Bentrovati telespettatori di Penalty on Demand sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e sulla pagina Facebook di Penalty, ma potete anche seguirci attraverso il canale 15 del Digitale Terrestre. Spazio dedicato al campionato di promozione e al campionato di prima categoria. Per quanto riguarda il campionato di promozione, eccolo qua il tabellino riguardante i playoff che si giocheranno a partire da domenica prossima. Nel girone A si giocherà Accademia Trapani e Città di San Vito Lo Capo, mentre invece nel girone B la finale sarà tra Aspra e Lascari Cefalù. Nel girone C l'incontro finale sarà tra Belpasso 2014 e Catania San Pio X. Per chiudere, nel girone D la finale sarà tra Atletico Catania 94 ed SC Gela. Sarà certamente una domenica di passione. Domenica 30 aprile ci saranno i 4 incontri che definiranno le 4 squadre che giocheranno i playoff finali. Ricordiamo che la vincente del girone A giocherà contro la vincente del girone B, mentre la vincente del girone C giocherà contro la vincente del girone D. Saranno soltanto 2 le squadre che la prossima stagione giocheranno nel campionato di eccellenza. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del campionato di prima categoria. Sono arrivati i primi verdetti nel campionato di prima categoria, l'unico verdetto ancora incerto è quello del girone F, in quanto la finale deve ancora disputarsi. Ma guardiamo il tabellino completo. Nel girone A la finale playoff è stata vinta dalla Giardinellese 2-0 contro il San Giorgio Piana. Saranno quindi Bagheria e Giardinellese a disputare la prossima stagione il campionato di promozione. Nel girone B, vittoria sonante del Real Suttano 2-0 contro il Nicosia. Pertanto Empedoclina e Real Suttano sono le 2 squadre che accedono al campionato di promozione la prossima stagione. Benvenuti al Palmitelli di Caltanissette, la finale playoff del girone B di prima categoria siciliana. Real Suttano Nicosia. Rimessa laterale per il Real Suttano, sponda di Polita a cercare Tomaselli, si gira ancora Tomaselli, arriva tutto nella zona di Caponetto, c'è il tiro al volo provato da Polito, cercava una deviazione, va Polito, pallone in mezzo, escono tutti, colpo di testa fuori da parte di Pulizzi, prima grande occasione della partita. Esce, fa il là, rinvia verso l'out, pallone regalato però a Pulizzi può salire, avanza Pulizzi, cross in mezzo verso Tomaselli, oltre la traversa, va Caronia in mezzo, colpo di testa, pallone lento, finisce fuori, Pittera, lo scambio con Gabriele D'Amico, ancora Pittera, profondo, 6D, riceve, stava calciando, lato corto dell'area di rigore, il cross in mezzo, Noto con i pugni, colpo di testa di 6D, rovesciata, oltre la traversa, mega chance del Nicosia. Vano Cito in mezzo, colpo di testa indietro di Ferrario, non arriva sul secondo palo, Gazzana a centrare la porta. Angolo per il Real Suttano, cross in mezzo di testa Sciacca, vicino alla porta, poi Tomaselli, parte Gazzana, concentrato, Noto, salva il Real Suttano, spazza tutto, guardare il calcio d'angolo, Caronia verso l'interno, Sciacca! 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 Il gol di Sciacca! Il Real Suttano a 2 minuti dalla fine si porta avanti con Marco Sciacca! Esplode il Palmitelli! Occhio a Tomaselli, pallone lì, Tomaselli è suo, Tomaselli contro Failla, Tomaselli! Tomaselli! Il bomber del girone B si è fatto sentire nel momento più giusto, non esulta lui, esulta tutta il risultato
creato qui a Caltanissetta per la conquista della promozione 2-0. Ma eccolo qui, il triplice fischio, quello definitivo, il Real Suttano è ufficialmente in promozione per la primissima volta nella sua storia. Oggi è il giorno dove è giusto festeggiare. Noi abbiamo avuto tantissime difficoltà durante la stagione. A gennaio quasi andavamo tutti a casa. La forza di questi ragazzi è stata straordinaria. Non hanno mollato un centesimo, un millimetro, non hanno mollato di niente. Oggi siamo qua, sì, era emozionato, è stato pesante, è stata dura. Anche alla fine ci hanno cacciato da casa nostra, e nonostante ciò il Resultano ha risposto, ci ha dato un grosso supporto e i ragazzi l'hanno meritata perché sono stati straordinari. Io ti dico che non ho mai dubitato dei miei ragazzi. I ragazzi mi chiedevano, io ridevo, io ero felice perché oggi noi ci apprestavamo a mettere una ciliegina sulla torta ed ero sicuro che i ragazzi l'avrebbero portata a casa. Ora posso sembrare preso un duosa, ora possono dire col senno del poi è facile, ma ero sicuro che la portavamo a casa. Sinceramente abbiamo fatto la storia. Noi prima della partita abbiamo detto una cosa: ci faremo ricordare o per aver perso la finale o per aver vinto la finale. Comunque entravamo nella storia nel bene e nel male. Fortunatamente siamo stati anche bravi, l'abbiamo portata a casa perché, come avete visto, abbiamo giocato fuori casa. Anche se c'era il nostro pubblico, ci hanno tolto un anno di sacrifici nel nostro campo e ci hanno fatto giocare fuori. Ma comunque la gente è venuta anche da Resultano e l'abbiamo apprezzata e l'abbiamo fatto anche per loro. Allora, siamo stati tutti protagonisti. Ovviamente chi fa il gol, comunque c'è scritto Tomaselli, si esalta Tomaselli, ma è un lavoro di tutta la squadra, di tutto lo staff, di tutta la dirigenza, di tutte le persone che ci hanno sostenuto, partendo dai bambini. Noi negli allenamenti, prima di iniziare l'allenamento, ci mettiamo a giocare con i bambini del paese. È vero che siamo tutti forestieri, ma ci sentiamo tutti di Resultano. Comunque ci sentiamo a casa Resultano, anche se siamo tutti di fuori, la maggior parte. E quando siamo entrati per fare il riscaldamento, vedendo tutta quella tribuna tutta piena, striscioni, cos'è, noi eravamo a casa, ci sentivamo a casa. E infatti questo, diciamo, è il premio, diciamo, di una stagione dura, con alti e bassi, però alla fine quello che conta è portare a casa la promozione e questi uomini, e questa famiglia, e questa squadra e questa società ci è riuscito. Da un anno di sacrifici, viene da un anno in cui il gruppo ha dimostrato prima di tutto di essere uomini, prima di essere giocatori. Abbiamo avuto tante difficoltà, in primis la dirigenza, e loro sono sempre stati insieme a noi, sono sempre stati disposti a fare i sacrifici che bisognava fare, si sono tagliati gli stipendi, hanno fatto i salti mortali. Tutto non per il vile denaro, ma solo e soltanto per la maglia. Siamo felici perché è la prima volta che il Resultano va in promozione, l'abbiamo voluto, l'abbiamo ottenuto e ora ce lo vogliamo godere tutto. Nel girone C non si sono disputati i playoff, Aluntina e Rosmarino hanno conquistato il campionato di promozione nella stagione regolare. Nel girone D, Aquila Bafia e Rinascita Patti già promossi, così come nel girone E, il Caggi è stato raggiunto anche dal Santa Maria Vittoria che vince la finale playoff contro il Città di Linguaglossa 3-0. Il Santa Domenica Vittoria scrive un'indelebile pagina della sua storia, batte nella finale playoff il Città di Linguaglossa che in casa non aveva mai perso e per la prima volta dalla fondazione del club vola nel campionato di promozione. Grazie alla doppietta di Romano e il gol di Federico Spartà brindano al salto di categoria. L'approccio è la chiave del match, aggressivo il Santa Domenica Vittoria vicino al vantaggio per 3 volte, prima con Leanza che al terzo minuto col destro centra in pieno la traversa, poi con la punizione di Romano
Romano al 12° che costringe Vecchio a rifugiarsi in angolo e infine con Ruffino il cui sinistro ravvicinato al minuto 25 non trova lo specchio della porta. Bersaglio che i giallo-blu centrano però al 35° quando Romano riprende il servizio di Leanza e col destro mette alle spalle di Vecchio il pallone che spiana ai suoi la strada verso la promozione. Per Simone Romano invece si tratta della quinta rete stagionale. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match con gli ospiti a fare la partita e al 65° i giallo-blu raddoppiano con Federico Spartà che palla al piede entra in aria e col destro fulmina Vecchio facendo così Città di Lingua Glossa 0, Santa Domenica Vittoria 2 e gioia incontenibile per il classe 2003 al suo 10° sigillo stagionale. Ospiti che mettono in ghiaccio la promozione al minuto 77 quando Romano con una spettacolare conclusione da fuori supera Vecchio facendo esplodere nuovamente di gioia i tifosi giallo-blu e firmando così la sua doppietta personale che gli vale come 6° centro in stagione. Nel finale il Città di Lingua Glossa ci prova con Aleo ma i suoi calci piazzati al 92° e al minuto 94 trovano le decisive parate di Caggeggi. Poi dopo 5 minuti di recupero concessi dal signor Canicati di Agrigento la festa sperata e a lungo sognata dal Santa Domenica Vittoria può finalmente cominciare. Siamo felicissimi, abbiamo fatto un campionato tutto fuori casa perché il campo è in allestimento, quindi abbiamo fatto tutto il campionato fuori casa e noi sapevamo che dovevamo giocare fuori casa, eravamo abituati. Col Savoca abbiamo fatto una grossa partita, ma una grossa partita, e poi qua è anche una grossa partita, abbiamo dominato diciamo, però mi preme ringraziare 2 persone di Lingua Glossa, il presidente Malfitana, una persona in gamba correttissima, e il dirigente che ha permesso di poter oggi far assistere le persone al campo, perché non era facile. E come detto in apertura, nel girone F ancora tutto aperto. Si attende il risultato dello spareggio tra Real Aci e San Pietro Calcio. La semifinale playoff si giocherà tra Aci Galatea e Villaggio Sant'Agata. La vincente di questa semifinale giocherà con la sconfitta dello spareggio tra Real Aci e San Pietro Calcio. Con il quadro completo dedicato al campionato di prima categoria abbiamo concluso lo spazio all'interno di Penalty on Demand, visibile sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché sulla pagina Facebook Penalty, ma siamo anche visibili sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Per quel che ci riguarda ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.